Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. In apertura si segnala una tragedia a seguito degli incendi che si sono verificati nel Palermitano a fine luglio. Un uomo coinvolto nello spegnimento delle fiamme ha riportato una grave lesione alla colonna vertebrale che non gli ha lasciato scampo. Un'aggressione al Villa Sofia di Palermo si è consumata nella giornata di ieri. Nello specifico un uomo avrebbe preso a schiaffi un medico dell'ospedale di Palermo per l'impossibilità temporanea di dimettere un paziente familiare. Un centurione è stato giudicato colpevole per aver toccato il seno di una giovane turista palermitana di 21 anni durante una sessione di foto davanti al Colosseo a Roma. Atto senza spiegazioni a Lentini, dove un gruppo di malviventi hanno rubato il cibo destinato ai poveri alla Caritas. L'episodio è stato segnalato dal parroco della chiesa di Cristo Re, Don Marco Scolla. Per la giornata di domani, 15 agosto, in Sicilia proseguiranno le belle giornate. Il sole sarà il protagonista indiscusso con temperature in leggera salita. Le province siciliane più calde risulteranno essere Catania e Siracusa con massime di 34 e 35 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà mercoledì alle ore 13:30.